Sono Gigi, sono nato nel 1951, vengo in questo posto dagli anni 70, quando ho conosciuto mia moglie è nativa da qua e di questo borgo mi sono innamorato. Mi chiamo Mongiatta Adriano, sono nato nel 13/11/42 in questa casa che voi ora vedete. Direi che forse come borghetto forse è il più bel borghetto del Friuli. Siamo a Préplans, questo posto stupendo, bellissimo, in mezzo alla montagna, che però, da quel che ci dicevi Gigi, è molto molto antico, se addirittura la Paludana che è qua sotto risale a tempi preistorici o quasi. Più, pensa che tutto questo territorio qua era del Miocene, quindi 5-25 milioni di anni fa. Prima qua c'era il mare che partiva da Trieste e andava fino a Brescia. C'era come un atollo. Pian piano poi il mare si è ritirato e ha lasciato i suoi detriti. I detriti si chiamano fossili. Questo è uno dei più importanti siti in Italia per tipologia di fossili. Dietro questa collina qua, dietro il borgo, c'era una collina che è stata chiamata Collina dei Delfini perché 25 anni fa sono stati trovati 2 scheletri della famiglia dei delfini. Uno si è sgretolato all'atto dell'estrazione, il secondo è conservato presso il Museo di Storia Naturale di Udine. Allora questo è un insediamento comunque che era autosufficiente e qui prima della Seconda Guerra Mondiale c'erano tanti abitanti, anche se il borghetto è piccolo. Sì, prima della Seconda Guerra Mondiale, prima del Novecento, c'erano una 70ina di persone. Poi subito dopo la guerra una 50ina e man mano andava calando. Nel 76 c'è stato il terremoto, c'era una 15ina di persone. Tenete presente che quando sono arrivato qua io, quindi primi anni 70, si arrivava solo attraverso sentiero, non c'era la possibilità di strade, eccetera. Quindi tutto veniva fatto a gerla e a piedi. Quindi era una comunità, diciamo, si chiamava dialetto loco et foco. Vuol dire che era una comunità che si arrangiava tutto lei, dall'A alla Z, col centro del paese, cioè con Frisanco, qua siamo sul comune di Frisanco, ci andavano solo raramente o per qualche problema, ma molto molto rara. Prima è stato costruito un ponte di legno che è durato anni e anni e anni. Purtroppo una piena l'ha spazzato via. E il problema era quello. Oltre che andare a fare esperimenti, cibo e via, il latte si portava a Meduno, sarà stato, che so, 2-3 chilometri da qua latteria. Queste povere donne cosa dovevano fare? Prendere il supporto con 2 secchi e andavano a Cavasso, facevano il giro e andavano a Nettuno ogni mattina. Pensate che andavano a portare legna per conto terzi, no? E nella gerla portavano anche un quintale di legna sulla schiena, oltre un quintale. E mentre che camminavano, feruzzavano, qua si dice gucciavano, no? Gucciavano in dialetto, facevano calza. No, allora, quando c'era qualche personalità, come facevate ad accompagnarla su se il sentiero o anche il guado era quasi impraticabile? Con la schiena. Portavano un personaggio importante, il prete, prima di tutto. Perché verso l'avvento veniva una volta all'anno il prete a dire la messa. Veniva qua, ma l'avvento è già freddo, no? E talvolta il ponte che c'era, che diceva lui prima, nel Meduna, era
per le piene o peraltro veniva spazzato via dalle acque e quindi si doveva attraversare l'acqua a piedi. E siccome il prete era un'autorità, non si doveva bagnare i piedi. E allora una donna, quando non c'erano gli uomini, perché gli uomini arrivavano verso fine anno perché erano all'estero a lavorare, no? E tornavano verso fine anno. Quando non c'erano gli uomini, toccava alle donne andare a prendere il prete per dire la messa. E la storia delle caprette? Quella non lo so. Era un'avventura, avevo 8-9 anni, e ogni casa aveva una capra, 2, e noi ragazzi dovevamo portarle al pascolo. E noi andavamo a portarle al pascolo. Però arrivate nel fiume, nel Meduna, chi si faceva mangiare le capre, le legavamo un sasso lì nel fiume e noi in giro pesca la sera tardi. Arrivavamo a casa e dicevano, ma non c'hanno latte queste capre, ma come mai? Come loro non lo sapevano, ma noi lo sapevamo. E racconto sempre delle capre. Una volta siamo andati giù in dove dicevi che era l'Orcolat, ricollegandomi al discorso precedente, e siamo andati giù con le capre, noi sempre a gamberi, a pesce. Cominciava a diventare buio, le capre sparite. Siamo messi a piangere perché adesso arrivare a casa senza capre, Dio, cosa faremo? Adesso le sentiamo. Insomma, bum 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 faceva il covo. Porca miseria, a dire la Carolina, venite che gli chiari sono venuti tanto prima di voi, erano pieni di paura. E un'altra cosa che riguarda anche i bambini, erano ad inverno, quando dovevano andare a lavare le lenzuola, perché le lenzuola venivano lavate nel greto del Meduna, ed era freddo, quindi... Allora per tisciare le lenzuola chiamavano i bambini, quando le avevano lavate, un bambino da una parte, o l'adulto, 2 bambini dalla stessa parte, le giravano strisciandole, no? E poi le facevano girare in modo che si asciugassero un po', no? E lì era un divertimento per i bambini, no? Solo che dopo avevano le mani gelate. E allora arriva giù sempre una persona, una mamma, una persona anziana, con un mattone riscaldato sul forno della cucina, messo su un panno, e lì i bambini si tornavano a scaldare le mani in modo da evitare geloni e compagnia via. Vai. Il mattone veniva spesso utilizzato qua d'inverno, perché alla sera nella cucina si buttava dentro nel forno il mattone, quando era caldo se lo avvolgevano in un panno di lana, un vecchio maglione, eccetera, e se lo portavano a letto e lo mettevano sotto le coperte e lì si scaldavano. D'estate, per esempio, era abitudine mangiare fuori la propria porta di casa, seduti sui gradini, seduti su una sedia, una panca e compagnia bella. E ognuno mangiava il suo. Però una volta finito di mangiare, tutti davanti al borgo, seduti su una panca, lì vicino a casa sua, e lì la sera si raccontavano tutte le storie e i bambini giocavano. Altra cosa, che qua si faceva anche la transumanza, cioè le mucche d'estate venivano portate vicino alla borgata sopra, perché lì c'erano delle stalle che adesso sono crollate col terremoto, delle piccole stalle, e la gente si trasferiva lì. Sì. Perché una parte rimaneva qua e una parte si trasferiva lì, proprio perché quella che rimaneva qua faceva il fieno qua, quindi per l'inverno per le mucche, e l'altra faceva qua. Poi andavano a far fieno anche a 35-40 minuti distante per portare giù il fieno, e dietro si portavano sempre i bambini. Allora, per far sì che i bambini non si annoiassero, cosa portavano dietro? Portavano un bottiglione pieno di crema di latte. E dicevano ai bambini, dai, sbad, dai, e i bambini si divertivano,
E questo qua, sbattendo, finché diventava burro, no? E quindi prendevano, senza sapere, riuscivano a fare il burro proprio col divertimento dei bambini. Quindi. Vedo però che avete sempre un riferimento anche come nomi alle donne, figlio Esatto, di, esatto. nipote di, sempre le donne sono un riferimento. Sì, perché gli uomini erano generalmente all'estero, no? Sempre all'estero, e quindi per portare a casa qualche soldino, perché qui, vi ho detto prima, il terreno era magro, con 2 mucche non si può vivere. E quando moriva una mucca sana che si poteva mangiare, la gente delle borgate qua, Forcelle, su Valdastali, era obbligata a comprare 1 chilo di carne, Sì. in modo che la famiglia che è arrivata alla disgrazia possa ricomperare sta mucca. Vede che questo qua mi è rimasto impresso. Sì, come era obbligo proprio, se no venivi squalificato, non succedeva niente, però venivi squalificato. Quando eravate bambini, per impedirvi di andare nei posti dove c'era pericolo, E appunto l'orcolat, i linguani, chi sapeva io. cos'erano le linguane? Linguani era un animale che sembrava un uomo e andavano sempre a lavare le lenzuola giù nel Picoica, è pericoloso andare giù di là. Un uomo o una donna? Ma questo è una domanda. Una donna di solito, non lo so. una donna di solito. Sai, linguani. Una donna di solito. E si vedevano di notte, di giorno, alla mattina, alla sera? Ah, si parla di giorno, perché non so se di notte si vedevano lavare. Questo proprio sono domande un po'. È bello saperle, sì, se vi facevano paura. Farei pure canais, no? Tornando dalla scuola mi ricorderò sempre, sopra c'era una famiglia che si chiamava Chivilò e aveva 6 figli. Lui sempre gasato, non lavorava, la moglie aveva un pancione così, insomma aveva bisogno di aiuto. E guardate com'è la gente. Mi diceva mamma, porta su un po' di latte a quei poveri bambini lì. Un'altra famiglia dice porta su un po' di pane e via. E per aiutarli c'era molto sensibilità, ecco. Eravamo amici perché eravamo tutti della stessa età e dicevano le ragazze di sto uomo, vedi Adriano, sono rattappati, vedi il mio vestito, però è lavato e pulito, è tutto orgogliosa. E un'altra cosa che adesso mi lamento, la pulizia. C'erano le ragazze, era fatto il larin, ecco, e il pavimento sotto di sasso, quasi come questo. Sai cosa facevano le ragazze? Tirarono via la cenere, che la cenere serviva anche quella, e tutto. Poi pulivano ben tutto con lo staccio, poi tornavano a mettere la cenere in mezzo, perché serviva anche per le scive, per tante cose. Avevano il senso proprio della pulizia, anche nella loro povertà.